Innanzitutto raccolgo questo importante testimone come Presidente del Fondo di Solidarietà Veneto con entusiasmo e anche con la consapevolezza che ci sono molte cose da fare. La situazione, lo scenario, sono scenari difficili ma comunque in continuo cambiamento. Noi lo affronteremo con ottimismo, non certo con superficialità ma con razionalità. I lavoratori tra l'altro sono in continuo aumento perché è chiara ed è evidente la necessità di affiancare a un fondo pubblico anche il fondo di previdenza complementare. Aumenta l'adesione dei lavoratori anche perché è chiaro che il futuro delle pensioni pubbliche avrà dei rendimenti minori, così come è chiaro che il problema demografico comporterà maggiori problematiche e ricadrà anche e soprattutto sui lavoratori più giovani. Tenendo presente anche di un'altra cosa che è, seppur piccola ma è importante, che il Fondo di Solidarietà Veneto offre delle condizioni anche per i figli e le persone a carico del lavoratore, quindi un'opportunità in più per un lavoratore poi di far quadrare i conti all'interno della propria famiglia e di utilizzare al massimo queste opportunità. Pensiamo a un futuro con più lavoro, più sviluppo e soprattutto però anche con più previdenza complementare.